Dal 31 ottobre al 5 novembre prossimi torna a Rivignano la antica Fiera dei Santi. 31 ottobre la Fiesta dal Friuli. 2 novembre Festival Mondiale della Canzone Funebre. 5 novembre Gran Finale. Per tutte e 6 le giornate le piazze e vie di Rivignano si trasformeranno con stand gastronomici con prodotti tipici del territorio a chilometro zero, mercatini e tanto divertimento. Non sbagliare, dal 31 ottobre al 5 novembre Fiera dei Santi Rivignano, il cuore pulsante dello Stella. Signori dell'ascolto, buon pomeriggio, ben ritrovati per quanto riguarda l'appuntamento con il microfono si è scollegato come al solito. Eccoci, dicevo, buon pomeriggio, ben ritrovati. Dicevo, siamo all'interno di questa splendida cornice che è il Eden Lounge Bistro di Manzano, che si trova lungo la strada regionale 56 al numero 9, insieme a Enzo Cattaruzzi. Tra poco avremo anche i due titolari per sentire un po' da loro la viva voce, quello che è la partita. Insomma, abbiamo visto fino adesso è il tifo, abbiamo anche creato un po' un dietro le quinte tutto particolare, però quello che conta, Enzo, che alla fine del primo tempo l'Udinese è sotto a Monza per 1-0, la partita è iniziata adesso il secondo tempo, non ho gli occhiali, mi pare siamo intorno al 10° della ripresa e la musica non cambia, no, alla fine. Probabilmente Cioffi non è riuscito a dare quella scossa che la società si aspettava, forse è troppo presto, forse non si sa, ma comunque sia, adesso mi pare che sia stata la sostituzione di Samaris, che era anche il capitano, perché mi pare c'è una svolta anche per quanto riguarda il modulo, quindi si vedrà se magari nel secondo tempo riuscirà ad acciuffare il pareggio, perché una sconfitta sarebbe un po' anche un colpo anche al morale della squadra. Io penso che la società abbia messo in conto che questo. Ecco, all'inizio della partita Cioffi aveva presentato un modulo 3 difensori, 5 in linea mediana, una mezza punta e un attacco da solo successo. Adesso ha cambiato un po' le cose, chiaramente deve gioco forza ribaltare la situazione. Come hai detto tu, un risultato negativo, che fosse arriva il gol, non arriva il gol. De Gregorio non si ricorda il suo passato pordenonese, no? Potrebbe un po', era vero che era di là de Aghe, però magari insomma un regalino potrebbe farlo, no? Il fatto è che questo 1-0, 3-0 non vuol dire più niente. Qui l'Udinese deve buttare, come si dice, il cuore oltre l'ostacolo, tentare assolutamente di essere aggressiva e di frenare le folate degli avversari, di un Monza che comunque gioca in casa ed è comunque ben predisposto da Palladino, e per cui in questo momento l'Udinese è veramente in salita veramente forte, e dovrà comunque dare il tutto per tutto. E quindi qui si vedrà se evidentemente la squadra ha capito il momento difficile o se continuerà a veleggiare ancora sperando nello stellone italico, come si dice, no? E penso che Cioffi l'avrà veramente pesante.
Tra l'altro ricordiamo che dopo questa partita c'è già la Coppa Italia, arriverà un Cagliari tonico dopo la bella vittoria di oggi in rimonta contro il Sassuolo, si giocherà mercoledì alle 21 allo Stadio Friuli. E insomma, può essere anche comunque un'altra opportunità per Cioffi, magari per migliorare alcuni schemi tattici in vista poi della successiva ritrasferta in Lombardia, quando sabato sera giocheremo contro il Milan, no? Al Meazza. Lì contro il Milan è chiaro che le carte sono veramente poche, ma anche si sa che, come si dice, si suol dire la palla è rotonda, quindi può succedere di tutto. Certamente la gara con la Coppa Italia potrebbe riservare una specie di riserva per quanto riguarda l'annata dell'Udinese, che non ha mai puntato sulla Coppa Italia fino adesso e forse sarà costretto anche a farlo, però l'importante oggi è portare a casa dei punti, perché ancora una sconfitta, come dicevo prima, potrebbe fiaccare il morale dei giocatori, e quindi è chiaro, Cioffi non può avere la palla di cristallo o capire come vanno le cose ancora, perché pur conoscendo, ecco, pur conoscendo molti giocatori, diciamo così, dovrà avere del tempo. Si dice che è un allenatore fortunato, speriamo sia così, anche se l'organico, diciamo così, non è cambiato nel tempo, no? Ecco, il canovaccio tattico della partita è quello che si presumeva nella ripresa, con l'Udinese che cerca in tutti i modi di raggiungere almeno il pareggio. Il Monza chiaramente fa le cosiddette ripartenze, perché da quando è arrivato Sacchi non si può più parlare di contropiede, e vediamo infatti una di queste ripartenze che si stava per concludere bene per i Brianzoli, ma Bugiol in spaccata è riuscito ad evitare, come si dice, la marcatura del 2-0. Dicevo, insomma, ripartenze da parte del Monza, l'Udinese cerca in qualche maniera di rompere il varco, non è una linea Maginot, chiaramente è un varco visto che diciamo a pochi chilometri dal confine orientale, mentre là è presidiato, qua insomma il presidio c'è, ma si potrebbe cercare di superare Schengen in altre maniere, no? Quello che mi dicevi, Enzo, a telecamere spente, è che a questa squadra purtroppo manca un centravanti di peso, manca qualcuno che la butta dentro, no? È facile dirlo dietro le telecamere. Sì, però è così, cioè, tutti prendono atto della situazione, manca un kamikaze d'aria, manca un giocatore, diciamo così, di spiccata preminenza in area, e quindi questo è un grosso problema. È chiaro che l'Udinese dovrà giocare tutto per tutto, al momento sarà anche la difesa potrà scoprirsi, e quindi rischierà anche di prendere il secondo gol. L'importante è che giochino come si dice, alla morte, per capire che anche la tifoseria, che è un po' in subbuglio, perché non dimentichiamo che c'è stata una specie di tregua in questo momento, per capire se Cioffi, che non era tanto gradito dalla tifoseria, perché è andato via in qualche modo sbattendo la porta, ha fatto mea culpa in questa conferenza stampa che abbiamo sentito qualche giorno fa, e quindi gli daranno magari qualche tempo, ma si sa benissimo che la questione della tifoseria ha un riverbero particolare. Se i tifosi cominciano a remare contro, per la società diventerà ancora più dura giustificare un po', soprattutto una campagna acquisti che non ha riservato sorprese favorevoli, se non per il bilancio dell'Udinese, che è una cosa molto importante, molto seria. Speriamo che le cose cambino, però abbiamo visto un primo tempo che è la fotocopia delle altre partite, insomma. Ecco. Insomma, la brutta coppia è rimasta ancora in campo e non è stata cestinata. Chiaramente nessuno pretendeva da Cioffi un cambio immediato, ma almeno quel leggero cambio di rotta che serviva, un po' di grinta, eccetera. Alla fine è cambiato sì l'allenatore, ma il leitmotiv è rimasto come ai tempi del buon Sottil. Allora io faccio una comunicazione di servizio a Eranio, che è uno dei due titolari del posto dove qui dell'Eden Lounge Bistro. Se vuoi venire un attimo qua, Eranio, no, stai pure qua tu, Enzo, tranquillo. Se vuoi metterti dietro con noi, Eranio, proprio in presa diretta, anche per sentire da parte tua, e così approfittiamo, visto che stiamo facendo anche la trasmissione qui dal tuo locale, anche una veloce presentazione, se vuoi metterti una sedia, tranquillo. Insomma, stiamo facendo anche noi sperimentazioni via streaming, questa è una diretta streaming che potete seguire attraverso i nostri social e il nostro canale Friuli TV, friuliplaytv.net, che è il supplemento online della testata
stata Friuli TV. Allora, Eranio, prima di addentrarci nella partita, andiamo a scoprire bene che cos'è l'Eden Lounge Bistro. L'Eden è parte come ristorante con una cucina ampia di carne, pesce, antipasti di crudi, caldi, e essendo che è molto spaziosa abbiamo un'altra stanzetta dove facciamo bar, trasmettiamo in diretta tutte le partite di Serie A e non solo, la Liga spagnola, la Liga inglese, e quindi cerchiamo di dare 360 gradi tutto quello che circonda il mondo della ristorazione. Siete aperti ogni giorno dalle 11:30 fino a poco dopo la mezzanotte, sì, no? sì, ogni giorno orario continuato, nei weekend, sabato e domenica apriamo anche per le 10 di mattina per fare gli aperitivi, sì, siamo aperti 7 su 7. Senti, com'è nata questa idea di aprire locale qui a Manzano? Bisogna arrivare in un punto della vita dove si deve svoltare, l'occasione era molto grande e siamo veramente orgogliosi e fieri del lavoro che abbiamo fatto, è un passo in più da dover fare nella vita. Ecco, tu non sei da solo, ci sono i tuoi collaboratori, poi c'è anche il tuo socio, il tuo socio in doppia veste, no? Poi lo sentiremo perché adesso è un attimo impegnato, tanto è un personaggio molto conosciuto nel territorio perché ha anche, diciamo, direttamente e indirettamente abbinato al mondo del pallone in particolare. Insomma, adesso siete appena partiti, mercoledì dalle 18:30 ci sarà l'inaugurazione ufficiale del locale e anche qua vi aspettate qualcosa di importante, soprattutto siete già al lavoro con i programmi, no? Assolutamente sì. L'1 dalle 18 in poi c'è l'inaugurazione, per chiunque abbia piacere di venire a trovarci. Colgo l'occasione anche per invitarvi il 31 per la festa di Halloween, dove ci sarà entrambe le serate, in realtà c'è musica live con un DJ, cene a tema e non solo, e parecchio divertimento anche la sera tardi. Una domanda fuori campo, magari uno vuole organizzare un evento, una festa, non sa dove andare, può chiamare voi? Abbiamo tutto quanto, gli spazi sono tanti, abbiamo ampi spazi, quello che dicevo prima, trattiamo sia il pranzo e le cene e sia quello che viene dopo, per chi ha piacere anche di fermarsi dopo la sera abbiamo un locale dove si può bere vari tipi di cocktail, birra, la spina, bottiglia, abbiamo un po' tutto insomma. Adesso andiamo un po' nella parte tecnica di quello che stiamo guardando in diretta, per quello che possiamo dire che stiamo vedendo in diretta, come vedi dal canto tuo, più da tifoso che da, diciamo, non addetto ai lavori, la prestazione dell'Udinese di oggi? Da tifoso purtroppo dispiace per tutta l'annata fino adesso che siamo partiti un po' sottotono, ma penso come tutti i tifosi dell'Udinese siamo molto fiduciosi che si riprenderanno. Insomma, non è una partita semplice contro il Monza, è una bella squadra, la partita è ancora lunga, speriamo di portarci almeno un punto a casa. Allora torniamo, intanto grazie a te Eranio, adesso ci raggiunge anche Adriano con il quale io vedevo Cataruzzi, voi non l'avete seguito, era sotto che faceva, mi sembra di rivedere Adriano De Zan, quando faceva il Giro d'Italia che faceva la sponsorizzazione non ufficiale in trasmissione, dove chiamava, come si dice, i personaggi durante le interviste, quando c'erano le famose gare al termine sia Giro d'Italia, pareggio? Pareggiato Luca ha pareggiato l'Udinese. Luca, dire che l'allenatore è fortunato, l'abbiamo detto prima, perché insomma questa è una bella cosa perché dà di nuovo sprint, quindi come abbiamo sentito anche titolare di questo locale, i tifosi sono molto speranzosi e forse loro hanno ragione a dare fiducia alla squadra comunque e sempre. Allora dicevamo, per chi si fosse messo in visione all'ascolto in questo istante, l'Udinese ha appena pareggiato con il Monza, ha segnato Lucca. Io chiaramente ho dimenticato gli occhiali a casa e non riesco a vedere il minutaggio, ma vado a naso, siamo intorno al 21esimo della ripresa, dunque l'Udinese ha riacciuffato il match e dopo il gol del Monza nel primo tempo, per fortuna è arrivato adesso il pareggio. Magari Enzo, come si dice, la dea Eupalla fa gli scherzi e magari fino adesso guardavamo una partita e potremmo vederne un'altra, no? In positivo. Sì, di solito succede così che ultimamente l'Udinese, ma molte squadre, hanno due facce, sono doppie facce. Il primo tempo magari è veemente, il secondo è un po' sonnambulo o viceversa. Abbiamo visto che
il gol è confermato molto bene e questo darà sicuramente uno sprint, anche una specie di marcia in più ai giocatori che capisco che finalmente riescono a metterle anche in rete, perché quello era il nostro problema. Ecco, se Luca proseguirà in questo suo indulto, io penso che magari come tifosi, diciamo anche prima, titolare del locale, bisogna sperare in una rimonta, perché no, il Cagliari l'ha fatto, possiamo farlo anche noi. Ecco. Bene, dunque dicevamo 1-1 tra Monza e Udinese, proprio il gol è stato confermato mentre stava parlando Enzo. Allora, caro Adriano, invece di continuare a fare selfie, se magari vieni anche tu qua, sentiamo che cosa dici tu, no? Sul tuo locale. Ti stiamo facendo promozione, scusa, messaggio promozionale, manca quello. Allora salutiamo Adriano Anzolini, che è il secondo socio dell'Eden Lounge Bistro. Adriano tanto è un personaggio molto conosciuto perché è stato un apprezzato artigiano nel settore delle tende, dei tessuti, ma soprattutto anche uno che ha masticato calcio direttamente e indirettamente, no? Perché insomma sei stato un dirigente, insomma il ballon tu sai che l'è, no? Tu sei sono dei tretas come che sei in dove. Sì, tanto sono felice che l'Udinese ha pareggiato e questo porta a buon segno, prendersi qualche punto, porta acqua al mulino, bene. E poi sono contento di ospitare e di fare la videocronaca in diretta. Qua ci sono anche dei tifosi che consumano nel nostro ristorante. Sono un po' imbarazzato, ma senti, in diretta. La stessa domanda che ho fatto ad Eranio, te la faccio a te. Com'è nata l'idea di aprire questo locale? Ma in momenti difficili si deve pensare ai lavori nuovi, alla ricerca di mercato. Io l'ho fatto per il mio futuro genero. Insomma, bravo ragazzo, no? Bravo ragazzo, come nonno, abbiamo trovato questo locale che era molto famoso, era chiuso da 2 anni. Io ho messo tutto l'amore, l'ho arredato e tutto, e adesso cerco di curare la clientela, cerchiamo di tenere i prezzi anche bassi, cerchiamo la qualità e poi abbiamo creato un locale non solo pizzeria e ristorante, anche teniamo aperto ogni sera fino alla mezzanotte, non chiudiamo mai perché vogliamo far incontrare i giovani, lavorare con i giovani, che i giovani adesso come adesso non trovano i bar aperti, non sanno dove andare, bisogna cercare di creare un po' di stimolo. Di comunità in maniera diretta. Sì, così. Investire sul futuro. Bravo, sì. Senti, entriamo invece nella parte tecnica di questa partita. Prima del gol, insomma, sembrava di rivedere un po' la stessa squadra che abbiamo visto nelle ultime settimane. Per fortuna è arrivato questo gol, si è sbloccato anche Luca e come abbiamo parlato con Enzo, magari verso il finale potrebbe cambiare qualcosa. Tu che ripeto che sei una persona che di pallone ne mastichi, ne hai masticato, eccetera, e sa cosa sono i tretars, ecco, perché tu sei di Cormons, io sono di Dolegnano, Liudrio passa in mezzo, ti cai di là dal club e sono i tretars, no? Scarpezzi di ballone sono a Udin, ecco, tampare si class. Allora, Adriano, ti chiedo questo, secondo te potrebbe cambiare qualcosa, cioè dare non solo la spinta per... Io da quello che vedo mi sembra che stanno lottando bene, si stanno difendendo bene, anzi stanno creando delle belle azioni, penso magari anche alla vittoria, guarda, viene magari anche il momento del blitz sicuramente, perché non mollano, già bene, no? È un tempo diverso dal primo, no? Sì. Mi pare molto arrembante, questo dà fiducia. La squadra insomma in movimento. Senti, per quanto riguarda invece il calcio locale, segui qualcosa? Nel locale qui? No, non all'interno del locale, a livello della zona segui un po' ancora il pallone.
Molto, molto, molto. Io sono sempre ho dedicato la vita anche al pallone. Mi piace cercare i giocatori, vedere, essere vicino ai giocatori. Sai che io ero un, un attivista sul calcio, no? Avevo la nazionale slovena, ero con gli sloveni, li portavo a Cormons nei tornei. Insomma, ho alimentato, no, mi sono divertito. Hai vinto anche a qualche torneo di Cormos? Come no? Ero sempre nei primi 3 posti, eh? Abbiamo vinto il primo anno, è stato bellissimo, è stato molto bello. Una bella esperienza. Non ho sofferto, ma mi sono divertito. Anzi, non torneranno forse più quei tempi, però insomma bisogna continuare a... sai cosa? Vedevo gli occhi dei giocatori felici, stanchi ma felici, si facevano delle belle cene, dei bei... Guarda, sì, guarda, bello, 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 bello. Poi io, sai che io ero anche ciclista, no? Ex campione italiano, ho vinto il Giro del Friuli, ho dato per il Friuli, ho dato. Boh, tempi vecchi, dai, ok. Ma avremo comunque occasione anche nelle altre partite, no? In trasferta, di parlare con gli amici, con i titolari del Eden Lounge Bistro qui di Manzano. E intanto ti lasciamo tranquillo, Adriano, per... Sì, abbiamo un tifoso, anzi se li vuoi chiamare noi siamo qua ben volentieri di accoglierli, a sentire un po' anche la voce, non solo la voce dei cronisti, no? Viene da dire, bisogna sentire anche la voce dei tifosi che ci vieni qua, sintati, come si dice. Innanzitutto come ti chiami? Massimiliano. Ecco, tifoso dall'Udinese da quanti anni? Da 20-25 anni, vado allo stadio, abbonato, sempre fisso lì, anche qualche trasferta. Il mio cuore batte bianconero, il vero bianconero. Fiducia incrollabile, sicuramente sì. Senti, abbiamo visto un primo tempo sul Canovaccio vecchio, no? Poi un inizio ripresa, per fortuna è arrivato il gol, no? Sì, guarda, meno male, perché ci vuole un po' di fiducia in questa squadra, perché l'amalgama piano piano c'è, sono giocatori nuovi, però si vede, insomma, adesso hanno fatto anche il cambio di allenatore, magari insomma si vede qualcosa, perché insomma la squadra deve reagire, perché la squadra c'è, ma deve far vedere quello che ha dentro, insomma, i giocatori si muovono bene, la tattica c'è, insomma, avanti così. Possiamo dire che forse anche Sottin non aveva lavorato così male. No, assolutamente, mi è dispiaciuto, però cosa vuoi? 6 pareggi, 3 sconfitte, qualcosa bisogna... purtroppo sì, quello è sì, l'allenatore ovviamente. Anche la tua amica è tifosa dell'Udinese, vero? Anche la mia amica è tifosa dell'Udinese, sì. 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 Mia moglie. La signora, sì. Bon. Sì, no, speriamo bene, insomma, manca ancora un 10 minuti, un quarto d'ora, vediamo. Siamo esattamente al 31esimo del secondo tempo, più recupero, saranno almeno 5 minuti di recupero. Vediamo, dai, insomma, fiducia, dai, insomma, sto Udinese può fare bene, perché insomma ci vuole una mossa, un reagire, insomma, perché insomma è l'Udinese, dai, insomma il friulano è un lavoratore, quindi devono lavorare anche loro in campo. Mai mollare. Tu sei uno di quelli con i Tretas o con Scarpez? Sai cosa sono i Tretas? Sì, 3-6, come no? Sei di qua tu, no? Sì, sono di qua, sì. No, coi Tretar, sì, dai, sì, è meglio i Tretar, sì, sicuramente, ecco. Insomma, vediamo, dai, come va, dai, a cuore l'Udinese, dai, insomma, ci è mancato poco anche prima per il secondo gol, vediamo, sì, interessante. Sì, magari, speriamo, dai, insomma, dita incrociate, dai. Sì. Quelle che non si può far vedere in televisione. Sì. Grazie Duca al tifoso, ti lascio tranquillo in comodità. Allora torniamo alla partita, Enzo, mancano praticamente 13 minuti più recupero al termine, il risultato è di 1-1, sicuramente il gol ha galvanizzato la formazione friulana, non con un gioco magari eccelso, però almeno qualcosa si è visto, e io dico, è vero che è cambiato l'allenatore, ma in 3 giorni non può essere che Soffi abbia rivoluzionato completamente la squadra, no? È impossibile, evidentemente
c'è anche l'autostima di mezzo, no? Cioè aver fatto un gol, riuscite a rimontare dallo 0-1 a 1-1, questo potrebbe dare una spinta in più. E vedo che la squadra effettivamente, rispetto al primo tempo, ha messo un po' più grinta, probabilmente anche il pressing dell'allenatore, che guarda caso, ha levato Samardžić, che era, in qualche modo qualcuno dice che leva un po' la gamba qualche volta nei contrasti, perché si vede già la Juventus, e per cui può succedere un po' di tutto. Certamente le nuove leve hanno bisogno anche di affermarsi, e quindi è chiaro che daranno tutto per dimostrare che sono chiaramente interessati ad avere la maglia titolare. Insomma, forse li ha messi anche un po'. Ecco, vedo che c'è una grinta in più, nonostante che il Monza mi pare che è ben messo ancora, da battaglia ancora, però l'Udinese ha qualche chance in più, e come diceva prima il tifoso, non molla mai, e questa è una bella sensazione, dà perlomeno speranza e fiducia, insomma, perché si sa, il calcio è un po' anche una speranza e fiducia nei propri colori, ecco. E allora, gentili amici, visto che noi non viviamo di canone ma viviamo di pubblicità, 90 secondi la linea ai nostri amici silenziosi, se parte il computer, nella speranza, perché ogni tanto fa i dispetti, come si dice in questi casi, e dopodiché torniamo in onda con voi. 90 secondi di pubblicità. Dal 31 ottobre al 5 novembre prossimi torna a Rivignano l'antica Fiera dei Santi. 31 ottobre la Fiesta dal Friuli. 2 novembre Festival Mondiale della Canzone Funebre. 5 novembre Gran Finale. Per tutte e 6 le giornate le piazze e vie di Rivignano si trasformeranno con stand gastronomici con prodotti tipici del territorio a chilometro zero, mercatini e tanto divertimento. Non sbagliare, dal 31 ottobre al 5 novembre Fiera dei Santi Rivignano, il cuore pulsante dello Stella. Della diretta anche questo, abbiamo riattivato dunque il microfono, siamo nuovamente anche dal vivo con voi per quanto riguarda questa fase finale della nostra trasmissione.
Siamo a 9 minuti più recupero dal termine, Monza Udinese sull'1-1. Allora dicevamo, dopo il break pubblicitario, Enzo, qualcosa di buono si sta vedendo, una partita anche riaperta sotto il punto di vista del gioco, no? Anche piacevole da vedere, insomma, non è la solita partita nervosa, ma vediamo, ecco, adesso il Monza ha fatto un tiro veramente importante dove il nostro portiere finalmente si è scoperto tale e ha fatto una parata veramente bella. Ecco, la partita, come dicevo, è piacevole. L'Udinese forse ha bisogno anche di questi stimoli, di squadre che la mettano veramente alle corde per tirare fuori un po' il carattere. E vedo che comunque ha fatto due azioni molto importanti, insomma, ecco. Quindi speriamo, come si diceva prima, che riscopra un po' anche l'orgoglio della maglia del vero bianconero, ecco. E venga fuori quel sudore che fino a ieri non si era visto. 1-1, adesso è il Monza in possesso di palla, che cerca chiaramente dalla famosa ripartenza dal basso di arrivare verso la porta difesa da Silvestri. Si gioca a triangolazioni a centrocampo. L'Udinese adesso chiaramente anche con la mediana si è abbassata, c'è questa azione però in area, attenzione a questo buco, e in qualche maniera poi come sempre si riesce a evitare il gol, il solito Bugiol, no? Che riesce a togliere le castagne dal fuoco. Adesso l'Udinese cercherà un po' anche di vincere, questo è evidente, però questo si scopre e quindi deve un momentino vedere bene se gli interessa tenere un punto o giocarsi alla roulette i 3 punti, perché a questo punto il Monza, giocando in casa, non vuole assolutamente perdere, perché viene da una sconfitta anche un po' inopinabile che abbiamo visto l'ultima volta, per cui insomma è nelle condizioni non come noi, ma insomma rischia un po' anche la faccia. Abbiamo visto in tribuna il neo senatore di Forza Italia Galliani, il quale vorrà un momentino festeggiare la sua elezione magari anche dagli spalti dello stadio di Monza, insomma. Speriamo di rovinargli la festa. Poi abbiamo visto anche Paolo Berlusconi che dovrebbe in teoria assumere la presidenza per il fatto che Galliani, essendo senatore, diventa un famoso conflitto di interesse. Esatto. E quindi magari vuol dire che la famiglia Berlusconi metterà come si dice, i denari per poter tenere la squadra in Serie A come voleva il Cavaliere, insomma, no? Ecco, quindi ecco, per questo sarebbe una bella cosa riuscire a passare gli spogliatoi dello stadio di Monza con dei punti in tasca. Questo sarebbe una cosa molto bella. Vedo che l'Udinese in questo momento non molla, sono dei contrasti anche piuttosto duri, perché c'è un po' di nervosismo alla fine, si capisce, gli ultimi minuti sono un po' cruciali, dove tutte e due le squadre rischiano, perché abbiamo visto ultimamente, anche ieri sera la Juventus, che addirittura è passata al 97esimo, e quindi sono quei minuti cruciali dove gli allenatori bisogna dire che l'arbitraggio, facendo un break su Juventus Verona, bisogna dire la verità che l'arbitraggio ha lasciato molto a desiderare, anche magari chi non ha simpatie verso quel bianco-nero là, bisogna ammettere che 2 gol regolari annullati per fuorigiochi o contrasti assurdi da parte del direttore di gara, c'erano anche 2 corner evidenti che l'arbitro non ha assegnato. Qualcuno dirà il Verona stava diciamo così recuperando quello che nell'85 nel ritorno di Coppa dei Campioni gli era stato tolto, no? Sì, però dobbiamo mettere in conto anche 2 cose: c'è l'arbitro, ma c'è anche chi dirige il VAR. Ormai, se voi vedete nelle designazioni, c'è proprio l'arbitro e chi dirige il VAR, a segnare che l'importanza è anche chi dirige il VAR, che in qualche modo dirige la musica, perché se non richiama l'arbitro, qualche volta l'arbitro, giustamente, come la vedo io, se è sicuro non va al VAR, non crea casini, però è evidente che chi dirige il VAR in qualche modo determina un po' anche gli episodi, e gli episodi determinano anche le gare, insomma, no? Quindi siamo in un calcio molto diverso da quello che vedevamo una decina di anni fa o 5 anni fa. È un calcio che dal punto di vista dei numeri e soprattutto dei punti dipende molto dal VAR, che è anche contestato. In Nord Europa mi sembra di capire che qualcuno cerca di eliminare il VAR. Io penso che il VAR dovrebbe essere usato in determinate occasioni e anzi dare la possibilità, come nel basket, agli allenatori di avere 2 occasioni per tempo di chiedere magari il VAR,
perché altrimenti usufruendo del VAR anche ai fuorigiochi, non dico millimetrici, ma millimetrici, indispettisce un po' anche il tifoso, a mio modo di vedere. Diciamo che, come hai detto tu, c'è molta confusione per quanto riguarda la lettura poi delle immagini, perché non si capisce bene. Poi ricordiamo che il VAR non sempre interviene, perché ci sono delle situazioni in cui deve essere l'arbitro eventualmente a richiamarlo, e insomma c'è un po' di confusione, un po' solito co all'italiana, viene da dire, no? Magari negli altri sport è più semplice perché sono quelle 4 regole, da lì non puoi scappare, no? Si sa benissimo che il calcio vive un po' anche su questa ambiguità, chiamiamole così, dove tutti hanno ragione, tutti siamo allenatori, tutti vediamo la partita in modo particolare. C'è qualcuno che vede che l'Udinese oggi ha giocato benissimo perché magari ha pareggiato, c'è qualcuno che in qualche modo sottolinea le criticità, no? Ci sono, come dire, i professionisti delle telecronache di calcio, ci sono i professionisti delle telecronache magari che sono più oggettivi, dove in qualche modo vedono non tanto Tanto siamo tornati in diretta. Non tanto la gara, ma quanto il clima che viene a crearsi in questa situazione. Poi sappiamo che il calcio ormai è un motore della società e mi pare la 9ª o 10ª industria nazionale, per cui ha un riverbero che va oltre lo sport. 1 minuto e mezzo al termine della partita, sempre 1-1 tra Monza e Udinese. Ci scusiamo, siamo andati in nero per 20 secondi, ma questo è dovuto al fatto delle connessioni internet e non è diciamo, purtroppo non è un problema nostro, ma se ogni tanto internet ci saluta dobbiamo gioco forza portare pazienza, e poi siamo, come vedete, riapparsi. Ultimi assalti da parte della formazione del Monza. Chiaramente adesso l'Udinese gioca di ripiego, va bene l'1-1 per vari motivi, ma al Monza insomma cerca gli ultimi assalti per cercare di riportarsi in vantaggio. Chiaramente speranza che noi non auguriamo alla formazione brianzola. Ora si gioca chiaramente sulla 3/4, il Monza cerca in qualche maniera di venire fuori, l'Udinese si sta chiudendo a riccio, ma un riccio di quelli giusti, e prova, come in questo caso, a riportarsi fuori, magari cercare il golletto in contropiede. Vediamo dunque l'azione, niente da fare, si riprende dunque a favore della formazione brianzola, probabilmente fischia un fallo, infatti l'arbitro, vediamo prima del VAR noi probabilmente, e adesso c'è il Monza in possesso di palla, anche se sono falletti un po' assurdi. Attenzione, pericolo! C'è questa azione in area da parte del Monza, siamo all'interno dei 16 metri, nulla per ora, siamo riusciti a sventare la minaccia, parte il tiro, bella parata di Silvestri che respinge, pallone ancora in area, scodellata in mezzo, c'è un po' di batti e ribatti, si gioca molto con la testa in questi ultimi minuti, l'arbitro però ha fischiato qualcosa su segnalazione del suo assistente di linea, quelli che una volta venivano chiamati guardalinee, non guardialinee come ho letto da qualche altra parte. Probabilmente c'era già il fuorigioco in occasione dell'azione da parte dei brianzoli, dunque nulla di fatto, siamo entrati intanto già nel recupero, sono 5 minuti di recupero, vedi che avevo detto prima 5 li abbiamo azzeccati. Un mini tempo supplementare, per cui sono minuti molto critici. Infatti vediamo che Cioffi sta richiamando un po' tutti i giocatori alla concentrazione massima, che sono dei minuti dove ci si può giocare veramente la gara. Si riprende con rinvio di Silvestri, intanto il cronometro scorre, siamo già quasi al primo dei 5 minuti concessi dal direttore di gara. Sicuramente l'arbitro concederà ancora qualcosa in più rispetto a quello assegnato, visto che si è ripreso il gioco con 40 secondi oltre il 90esimo. Leitmotiv finale è questo, il Monza cerca gli attacchi, l'Udinese però si è chiusa molto bene dietro, sta diciamo così limitando le folate avversarie, il Monza attacca per vie centrali, ma quello che conta è che le ali sono momentaneamente bloccate, e questa è la cosa fondamentale per evitare di allargare, come si dice, la difesa e rischiare di essere poi infilati per vie centrali. Si gioca sulla 3/4 di campo dell'Udinese, il Monza cerca il gol del pareggio, si entra in area in questo momento, parte il cross, deviazione e calcio d'angolo. Magari l'Udinese possa avere una reazione anche importante, perché sarebbe importante chiudere all'attacco, anche se in questo momento vedo che il Monza ha un force veramente pericoloso, molto pericoloso. Al momento l'abbiamo sventato, mi pare che c'è un altro calcio d'angolo, sono 2 calcio d'angolo,
e quindi magari a te la conduzione della gara. Corner battuto, siamo al limite dell'area, scodellata in mezzo, respinta di testa, chiaramente non c'è nessuno a recuperare il pallone per quanto ci riguarda, ancora questa azione, nessuno lo sta marcando, il Monza in possesso di palla, si gioca al limite dell'area di rigore, parte il tiro, calcio d'angolo. I giocatori del Monza cercano la carambola all'interno dell'area o magari un calcio di rigore. Come dicevo prima, i minuti finali sono diciamo così all'ok corral, nel senso che le squadre la mettono tutta per cercare di vincere la gara. Evidentemente il Monza, giocando in casa, vuole assolutamente portare a casa il risultato pieno, mentre noi abbiamo bisogno di far muovere la classifica, quantomeno di avere quel punticino che ci fa ben sperare in una gara magari in contenimento, magari chissà, contro il Milan. Certamente, adesso il gioco è fermo, c'è un calcio di punizione a favore dei Brianzoli, mancano 2 minuti scarsi al triplice fischio finale, ma presumo che l'arbitro darà ancora qualcosa in più perché il gioco era fermo e dunque non dico un minuto, ma un minuto scarso ci sarà. Insomma, intanto c'è questo calcio di punizione, lo spray è stato gettato a terra, roba inutile, secondo me, vabbè, comunque, e come hai detto tu, hai cambiato il calcio. Vediamo cosa succede su questo calcio di punizione, la palla entra in area, l'arbitro ha fischiato, probabilmente c'era un fuorigioco, sì, fuorigioco, perfetto, è scattata bene la tattica del fuorigioco, forse una carica su un giocatore dell'Udinese, su Bugiol probabilmente, vediamo l'azione al replay. Sì, c'è una carica su un giocatore dell'Udinese, l'arbitro su segnalazione dell'assistente di linea ha giustamente fischiato la punizione a favore dell'Udinese. Si perde giustamente tempo, un po' di nervosismo finale, d'altronde le tossine, come si dice, l'adrenalina, no? Entra in funzione, 1 minuto scarso al termine di questo Monza-Udinese, 1-1, Enzo. Ma insomma sarà un minuto veramente di fuoco, perché mi pare che gli animi sono un po' scaldati, come hai detto tu, le tossine alla fine si mettono tutte assieme per dare un po' anche l'adrenalina giusta al finale. I giocatori saranno anche stanchi e anche mentalmente, perché è chiaro che questa è una partita da vincere per entrambe le squadre e forse il Monza non è contento del risultato, ma vedendo come è andato il primo tempo e le reazioni del secondo tempo, noi potremmo essere anche così contenti per il momento di strappare un punto. Speriamo sia così fino all'ultimo momento, perché il Monza è veramente pericoloso, sta giocando il tutto per tutto. Ha detto per dovere di cronaca che il pareggio è giusto fino adesso, per quello che so. Sì. Sta giocando il tutto per tutto ed è veramente pericoloso. Io penso che l'Udinese debba in qualche modo fare anche qualche fallo se occorre, ma in questo momento vediamo una follata veramente importante, mi pare di Lucca, ma vediamo adesso ancora Ebosele che sta cercando di prendere il pallone, no, il pallone è uscito e mi pare che siamo all'epilogo finale. L'arbitro ha concesso probabilmente ancora 1 minuto rispetto ai 5 di recupero, probabilmente questa è l'ultima azione da parte della formazione Brianzola che cerca la ripartenza verso l'area dell'Udinese, scodellata in mezzo, si spazza a campanile, alla viva il parroco, va bene anche questo, il risultato adesso è definita. Finisce dunque la partita allo stadio Brianteo Mapei non Mapei, non è Mapei, è quell'altro. Ecco, allo stadio Brianteo di Monza, insomma, appena terminata la partita, Ben Power, ecco, per quello. Ben Power di Monza, dunque 1-1 tra Monza e Udinese. Non è stata sicuramente una partita per palati fini del calcio, ma quello che conta è che l'Udinese è riuscita a recuperare il gol che aveva subito nel corso del primo tempo. Comunque vada, alla fine guardiamo il bicchiere mezzo pieno, un bicchiere mezzo pieno che dice che comunque la squadra ha saputo reagire, ha saputo pareggiare e mantenere il risultato contro comunque un'avversaria di tutto rispetto, che non gioca in questo caso per mantenere la Serie A, ma per il posto al sole verso quella Conference League, verso quel 7° posto che permette poi di giocare la competizione, la terza competizione
europea. Ora, al termine della partita, chiaramente l'Udinese rientrerà subito in Friuli, perché, come abbiamo già detto nel corso di questa diretta, mercoledì alle 20:45 allo Stadio Friuli ci sarà la partita in gara secca contro il Cagliari, un Cagliari tonificato dalla bella prestazione di oggi contro il Sassuolo in casa. Il telegramma di Enzo Cattaruzzi per chiudere questa trasmissione. E chiediamo così, fiducia nell'Udinese, speranza, perché non deve mai mollare, che i nostri colori possano in qualche modo rimanere in Serie A, e questo è un buon viatico, anche perché dicono che, come dicevo prima, Cioffi porta fortuna, e quindi noi ci vogliamo credere. Bene, chiudiamo qui questo speciale Monza-Udinese. Ricordo ancora il finale 1-1. Ringraziamo l'Eden Lounge Bistro per l'ospitalità e ringraziamo voi, gentili amici e amiche, per la visione all'ascolto, come sempre presenti. Per quanto riguarda chiaramente lo spazio dell'Udinese, torneremo poi sabato con un flash per quanto riguarda la partita tra Milan e Udinese. Quello che conta è che l'Udinese ha guadagnato un punto, non ha rubato nulla, perché alla fine il risultato è più che giusto, è più che meritato. Mandi e alla prossima. Dal 31 ottobre al 5 novembre prossimi torna a Rivignano l'antica Fiera dei Santi. 31 ottobre la Fiesta del Friuli. 2 novembre il Festival Mondiale della Canzone Funebre. 5 novembre gran finale. Per tutte e 6 le giornate le piazze e vie di Rivignano si trasformeranno con stand gastronomici con prodotti tipici del territorio a chilometro zero, mercatini e tanto divertimento. Non sbagliare, dal 31 ottobre al 5 novembre Fiera dei Santi Rivignano, il cuore pulsante dello Stella.